Finalmente è arrivato il 2020 e ci trasferiamo a Reschigliano. Questo il cartello che gli abitanti di Mortise, periferia nord di Padova, hanno trovato affisso davanti a una gastronomia. Con la crisi oramai non fanno più notizia le chiusure di attività, se non fosse che l'annuncio, ora rimosso, continuava insultando i residenti del quartiere definito un paese di M. A me mi risulta che la gente di Mortise è educata, non maleducata, perché io abito a Mortise. Loro hanno esagerato con queste espressioni perché generalizzare non va bene. Sembra di no, insomma dai, siamo come tutti i cittadini, non ci sono problemi. C'è il maleducato, però guardi, io personalmente devo dire non ho mai trovato una persona maleducata, ma sa perché? Perché probabilmente cerco di essere educata anch'io. Io vado nei negozi dove devo andare, sono tutti gentili. Si vive bene a Mortise, dai, tutto sommato, è un bel quartiere Mortise. No, è vero per niente, è proprio una zona tranquilla. È un posto tranquillo. Assolutamente vivibile, molto tranquilla, fin troppo. Ci vorrebbe qualcosa che desse un po' di pepe, tra virgolette, magari qualcosa che tirasse più giovani, ecco, questo sì. Anche la politica, da entrambi gli schieramenti, difende il quartiere e i suoi residenti. Non si offende mai una comunità, questa è una comunità fatta di tante famiglie, di anziani, di molti anziani e di pochi giovani purtroppo, questo forse è la nota dolente, ma non c'è quartiere migliore del nostro. È un quartiere bellissimo dove si sta bene, tra l'altro dove anche di recente si sono avviate nuove attività economiche e commerciali. Non è colpa dei residenti, ci dicono in coro gli abitanti di Mortise, forse i gestori della rosticceria hanno sbagliato qualcosa. La gente di Mortise non è maleducata, forse loro non sapevano fare il proprio mestiere, penso io. Io ho provato una volta a comprare qualcosa là, ma sono andato a casa e l'ho buttata via. Vabbè, qualcosa gli ho detto anche io.